Le suggestioni musicali alla chitarra di Tonino Macis, le incursioni di tradizione e contemporaneità alle Laoneddas di Jonathan Della Marianna, in questo percorso tracciato da Simponia e questo progetto letterario Librus con Mondo Eco e Street Books. Gerardo Ferrara, un abbraccio, un saluto a tutte e tutti. Alla parola Street Books, inevitabilmente mi ritrovo al mio fianco il maestro compagno di viaggio Gianni Stocchini. Allora, grazie a Gerardo, grazie Simponia. Street Books, dicevi, e Librus insieme per questo cammino ancora letterario, però dedicato questa volta ai libri della tradizione. Ci siamo oggi, presentiamo un libro, ma... No, Mille Mutetus Cagliaritani, perché io non conoscevo quest'altra tua, come dire, no? Dedizione alla tradizione. Gianni, tu riesci sempre a sorprendermi. Parti da Raffa Garzia, poi incontri Paolo Zedda e ti lanci tra sacro e profano proprio su una tua ricerca storica, insomma, però è giusto che ce ne parli tu di questa meraviglia. Insomma. Sì, allora parto da Raffa Garzia, hai detto bene, perché parto da Raffa Garzia e in effetti come Paolo Zedda potrà confermare, era un mio pallino questo di provare a ripescare un patrimonio enorme, preziosissimo, come quello che Raffa Garzia nel 1917 aveva pubblicato, dopo averci lavorato per un po' di anni, e che in qualche modo voleva presentare ai suoi colleghi accademici italiani. Raffa Garzia insegnava all'Università di Bologna, la tradizione popolare della poesia popolare sarda. Naturalmente a quei tempi la poesia non si scriveva, era una poesia cantata, le canzoni erano i mutetus. E Raffa Garzia fece un'opera appunto accademica, fredda e da studioso, che era quella di trascrivere i mutetus, che era una cosa impensabile per chi mutetus, ed erano la maggior parte della popolazione cantava i mutetus, e l'espressione popolare era quella, era orale. Okay. Recuperare quel patrimonio che Raffa Garzia aveva raccolto, però destinato a pochissimi studiosi. Una fruizione limitata, sicuramente. Una fruizione limitata, un'opera che appunto aveva un taglio accademico con un apparato di note eccezionale. Sono caduti i mutetus e li recuperiamo. Raffa Garzia aveva fatto quest'opera qui, ma appunto non era arrivata a nessuno. Più di 100 anni dopo, con Paolo Zedda, che è uno dei massimi esperti della tradizione dei mutetus, sui cantadori, con Paolo, insomma, ho lanciato l'idea a Paolo e lui, diciamo, che ha fatto un grosso lavoro sulla lingua. Abbiamo poi insieme, insomma, lavorato a rendere questi mutetus un po' più attuali, se non nel contenuto, almeno nella forma grammaticale proprio e di scrittura, anche perché quelli di Raffa Garzia erano scritti con grafia fonetica e quindi assolutamente illeggibili da un lettore qualunque. E niente, abbiamo fatto quest'opera qui. Paolo, che ha fatto un grossissimo lavoro sia nel riadattamento linguistico sia nella traduzione, credo che sia con noi e quindi insomma... Io non so se in questa mirabolante introduzione quante verità storiche inconfutabili tu più o meno ci abbia portato in dono, ma lo chiediamo a Paolo Zedda che è in collegamento con noi. Paolo.
Eccolo. Sì, ciao, ciao, grazie Grazie intanto. Paolo, Mi benvenuto sentite? anche a te. Ti sentiamo, ti vediamo bene. Avrei avuto modo, tra virgolette, dietro le quinte, di ascoltare l'introduzione del tuo compagno di viaggio Gianni Stocchino. Dicevo, non so quante verità storiche inconfutabili Gianni abbia già posto nel ragionamento, però lascio a te, insomma, ecco, la prosecuzione del racconto su questa opera straordinaria, Paolo. Le verità storiche di Gianni sono incontestabili, Ah, benissimo. naturalmente, e assolute, quindi Aug. il 100%. Ehm, lo ringrazio ancora Gianni perché davvero per mesi e mesi ha continuato diciamo, a chiamarmi quasi come uno stalker. Sì, Io ho un'idea, io vorrei, ce l'hai presente la raccolta dei 1000 Muttetus di Garzia? Sì, ma bisogna tornarci, sarebbe una bella opera, bisognerebbe rivederla, provare a riproporla in termini moderni. Io sì, va bene, ma insomma, Paolo, ti verità. piace il gusto su Traballo che ha provato? Lo stalkeraggio è arrivato dopo perché, come molti sanno, Paolo Zedda, quando, insomma, nel periodo in cui abbiamo lavorato a questo libro, è stato consigliere regionale, impegnato. Io che avevo dei pregiudizi sui consiglieri regionali, no? Che vanno lì, non lavorano, stanno al bar. Paolo stava sempre lavorando, o almeno così mi faceva credere. E quindi l'opera di stalkeraggio è stata quella di andare in consiglio, ogni tanto distoglierlo dal suo lavoro di consigliere e farlo lavorare anche in Mutetus. Ma poi alla fine ci siamo arrivati bene, Paolo? No, no, alla fine davvero io ti ringrazio davvero perché mi era capitato di leggere i 1000 Muttetus, non tutti, di leggere soprattutto la parte, la prefazione, lo studio che ci ha fatto Rafa Garzia, perché in effetti c'è stata, diciamo, un interesse per la poesia che poi ho praticato anche direttamente come poeta improvvisatore, soprattutto nella seconda o nell'ultima parte del 1800 da parte degli studiosi che si occupavano dell'analisi linguistica e letteraria del periodo romantico, perché loro erano convinti, dalla loro prospettiva, che la poesia popolare nascondesse i segreti della poesia che più di ogni altra si avvicina diciamo, ai procedimenti che rendono possibile la nascita di questa creazione artistica all'interno dell'animo umano, cioè la poesia del popolo è quella più genuina, è quella dove meglio si possono scoprire i segreti della poesia più sincera e meno, diciamo, incrostata dalla, per usare un termine forse antipatico, ma insomma meno, diciamo, deformata dai preconcetti letterari, dalle nozioni scolastiche e dai formalismi che inevitabilmente insomma, ci arrivano e ci diciamo condizionano. Mi era capitato di studiare soprattutto quindi questa componente qui, quella un po', anche un po' datata, ma per altri versi invece molto interessante dell'analisi che ne fecero vari studiosi romantici, da Pittrea alla Nur, a Chan, insomma altri studiosi che poi anche andarono loro a raccogliere dei canti popolari. Ciò che ho scoperto è che invece sono estremamente davvero pieni di colori, pieni di vita, che sono brillanti, scoppiettanti e che ci rivelano, diciamo, una gaiezza, una velocità di sentimentale, diciamo, di trasmissione, un'efficacia nel riuscire a rendere i sentimenti, i colori della vita vissuta, che per certi versi è sorprendente davvero. Dando ragione anche a ciò che pensavano gli studiosi romantici, è molto vicina allo spirito umano, è molto velocemente comunicativa, più della poesia letteraria e più di altre forme che forse conosciamo meglio, che hanno avuto più fortuna editoriale dei 1000 Muttetus. La verità è che insomma,
questi componimenti molto rapidi, molto veloci anche nella loro struttura, perché i mutettos poi alla fine hanno il loro nucleo comunicativo nei 2 versi di covertanza, quindi in 14 sillabe. Però quelle 14 sillabe sono davvero molto ben scelte, molto sapientemente, diciamo, intagliate e commisurate. E poi insomma ci sono secoli di sapienza che si sono affinati nella capacità dei sardi e un po' di tutti i sardi di comporre i mutettos e di utilizzarli, di diciamo assumerli come il loro metro nazionale. È sicuramente quello che ha avuto più fortuna. È un passaggio molto interessante il tuo, quindi vi chiamo in gioco entrambi su questo proprio confine che Gianni ha introdotto prima e che tu adesso stai, come dire, dando continuità al ragionamento. La capacità di Raffa Garzia da accademico, no? Di riportare una questione tipicamente popolare dall'orale allo scritto. E poi Paolo, se mi concedi, nonostante siamo totalmente in un campo della lingua così straordinaria e complessa come quella sarda, ma si esce dal contesto puramente etnocentrico, perché qui si parla proprio della potenza del fonema, degli idiomi, dei dialetti che appunto raccontano delle storie, al di là se poi le storie arrivano dalla Sardegna o da un altro bacino, insomma, di qualsiasi sud o mediterraneo del mondo. Chi vuole cominciare? Sì, Paolo? qualcosina. Dunque, è un altro degli aspetti notevoli di questa raccolta è che si riconosce, diciamo, la poesia come un registro linguistico della quotidianità, cioè non una forma aulica ricercata sia nel lessico che nella forma, è un po', insomma, che si eleva sopra il mondo della normale e il linguaggio normale. Questi mutettos invece sono diciamo una lingua, un registro linguistico usato tutti i giorni da tutta la popolazione, da quasi tutta la popolazione. È una delle conseguenze che quindi si parla degli argomenti di cui tutti comunemente e quotidianamente parlavano. Si scorgono le invidie, gli apprezzamenti, il senso di tedio dell'attesa. Ricordiamo che poi, forse noi ci siamo dimenticati, siamo abituati a tempi molto veloci, ma negli anni in cui sono stati composti questi mutettos, ogni sentimento, ogni scoperta aveva bisogno di un'attesa certe volte molto più prolungata di quella che noi riusciamo a concepire. La noia che per noi è quasi scomparsa, i tempi velocissimi allora non esistevano. Avere una amante significava aspettare per giorni che passasse e riuscire a intuire attraverso un segnale, per esempio uno raschiare della voce, oppure un fischiettare, oppure un battere dei tacchi sulla strada, intuire che era lui, allora affacciarsi alla finestra e sperare di riuscire a creare un contatto visivo. Era davvero un altro mondo, però in questi mutettus davvero si colgono i momenti della quotidianità, non una ispirazione, diciamo, legata a momenti, insomma, spirituali, di intimità. Certo. No? Si vive davvero la quotidianità, il rapporto umano tra le persone, naturalmente come nella misura e in tutte quelle caratterizzazioni che erano normali in una giornata normale di 120 anni fa. Però è davvero molto sorprendente come sia diretto, come sia veloce la capacità di comunicare, diciamo, la parte emotiva delle giornate di un sardo, del popolo di quel periodo. E anche, insomma, scoprirne anche, insomma, alcuni aspetti davvero brillanti. La capacità, per esempio, di schernire, oppure di essere ironici o sarcastici, oppure di riuscire a prendere in giro anche attraverso la deformazione anche della figura, la creatività che era davvero molto spiccata. Sì, volevo dire, è una specie di
di trattato etnografico, se lo vogliamo leggere come ci suggeriva Paolo, per capire anche come funzionavano le cose non solo i sentimenti, ma anche proprio la vita quotidiana di quel periodo. E legata a questo c'è anche il fatto che Rafa Garzia pubblica questo libro nel 1917, però il suo lavoro di recupero è durato sicuramente qualche anno e alcuni mutetus, proprio il lavoro di Paolo, questo di riuscire a capire di situazioni e personaggi storici che sono richiamati anche, ci fanno capire che questi mutetus hanno ben più di 104 anni, Chiaro. siamo nel 2021, quindi nel 1917 la loro pubblicazione, hanno ben più di un secolo, vero Paolo? Sì, 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 sì. Dunque, i mutettus, la poesia orale, una delle dimensioni che cercava Rafa Garzia era proprio quella della poesia del popolo, non di un autore che insomma diveniva il padrone di questi versi e anche che potesse essere riconoscibile come autore, no? Ma che fosse una poesia di tutti, senza un autore, senza padrone e in parte anche senza tempo, perché per esempio uno dei mutettus, io l'ho ritrovato nella pubblicazione di Matteo Madao del 1787, quindi di oltre 100 anni precedenti alla pubblicazione del libro, oltre 130 anni. San Gionedda chi vasci si va su Gravello, non di Dorra Rannasci, un goru Grusbellu. Quindi sicuramente alcuni mutetus sono di molto precedenti. Questo succede perché i mutetus si tramandavano a memoria anche di generazione in generazione. Molti di questi mutetus io li ho sentiti da bambino, quindi sono stati tramandati oltre 100 anni dopo la pubblicazione del libro. Altri erano già conosciuti 150 anni prima della pubblicazione. Di altri sono andato anche con una certa curiosità a verificare chi fossero i personaggi, pochi per dire la verità, citati, e alcuni, in generale si tratta di personaggi che hanno vissuto 50, 70 anni prima, 80 prima della pubblicazione del testo. Alcuni sono anche in modo abbastanza curioso. Uno dei personaggi, Musudoru, che compare in uno dei mutettus, era un imprenditore francese che si era trasferito in Sardegna ai primi dell'Ottocento e neanche a fare la posta era venuto ad acquistare una casa e ad abitare a Sydney, a fianco alla casa dove abito io, a 50 metri di distanza. Era il gestore delle saline. Lui veniva dalla Camargue e aveva preso in gestione le saline e nel giro di alcuni anni le aveva portate a quintuplicare la produzione e negli ultimi anni della sua vita era il sardo più ricco, cioè quello che aveva la dichiarazione dei redditi più alta in Sardegna, ed era anche un benefattore molto comune, è molto conosciuto a Sydney, l'altra via a fianco a quella dove abito io, adesso si chiama Via Dol. Compare in uno di questi mutettus. Sa Ville Musudoru fue da Furisteri, dice la figlia di Monsieur Dol parla una lingua straniera, effettivamente loro parlavano il francese in famiglia. E ci sono altri personaggi curiosi, per esempio su Barone de Deulada, Aymeric, no, un barone di Teulada che sono andato a vedere, è un personaggio vissuto anche lui ai primi del 1800 e così via. La regina Adelaide. Insomma, in generale però i personaggi citati appartengono ai primissimi anni dell'Ottocento, quindi sono circa di un secolo precedenti alla pubblicazione del libro. Questo ci fa capire che comunque esiste una continuità temporale molto ampia nella trasmissibilità di questi versi. Altri poi li conosciamo direttamente perché per esempio quando Maria Carta ha pubblicato nella sua raccolta di versi di canti sardi tradizionali un Trallallera campidanese, alcuni dei versi che canta sono contenuti
nei 1000 mutetus cagliaritani. Arrescotto salio, su sole chi da cotto a subito comio, oppure dessa durre su vortis bidi barbaria, dongus a buonanotte a saviccioca mia. Questo è uno dei due dei mutetus a Trallallera che canta Maria Carta. E così via. Quando Antioco Maras pubblica il primo disco di canti a chitarra campidanesi nel 1930, anche lui canta vari dei mutetus che sono contenuti nei 1000 mutetus cagliaritani raccolti da Raffa Garzia. Insomma, si tratta davvero di un genere che era estremamente popolare, diffuso. Ricordiamo poi che in quegli anni non esistevano le radio, le televisioni, la gente del popolo non andava a ascoltare le orchestre liriche o sinfoniche, quindi l'unico modo di ascoltare musica è quella di cantarsela da soli. E la si cantava soprattutto in queste forme, con questi testi. Senti Gianni, poi ovviamente Paolo lo esortiamo magari anche come a far venire fuori la sua, come dire, no? Sì, vocalità, però appunto insomma, anche tu hai un po', come dire, un piede in accademia e un piede in strada, insomma, che effetto ti ha fatto proprio riprendere in mano quelli che una volta si chiamavano i fogli volanti, insomma, no? Dove si raccontava il popolo attraverso il canto spontaneo, il canto popolare. Guarda, infatti io ho un approccio ai mutetus che rispetto a quello di Paolo, che proprio li vive da interprete ma anche da studioso, io li vivo da lettore di oggi, e alla fine il libro 1000 mutetus cagliaritani raccoglie, sono 1000 poesie che, come diceva Paolo, sono scoppiettanti, sono creative, sono coloratissime, io direi anche poetiche e in qualche modo auliche, romantiche, qualcuno. Ma poi ci sono per esempio i mutetus osceni, che sono gli ultimi 55 della raccolta, che peraltro sono gli unici che io, alcuni dei quali che io conoscevo da bambino. E che pratichi tuttora. È tuttora pratico, sono gli unici che potrei citare, ma per motivi che insomma lasciamo cantare Paolo, insomma. Ci sono i mutetus osceni, ma ci sono quelli burleschi, e quelli amorosi, che sono la maggior parte, che ci danno veramente una varietà enorme. E io da lettore, quindi non né da studioso né da cultore della materia in qualche modo, devo dire che proprio sono godibilissimi. Adesso non so se un italiano come te riesca a entrare, insomma, dentro il senso, entrare dentro e appunto ad aver soddisfazione nella lettura di questo, ma penso di sì, anche perché ci sono le traduzioni. Attenzione, le traduzioni che sono tutte rifatte, quindi le traduzioni di Raffa Garzia dal sardo campidanese all'italiano del 1917 andavano, secondo noi, riviste. Secondo me, secondo Paolo, peraltro le abbiamo anche riportate in appendice, tutti i mutetus tradotti da Raffa Garzia sono in appendice. Però è stato bello, anche questo è stato abbastanza divertente nel mio lavoro con Paolo, quello di traduzione, quando Paolo, che è il titolare dell'Accademia, quindi insomma, che proponeva, certo. A un certo punto, per certe cose, Paolo è autorevole e basta, dice questo si traduce così e così si traduce. Okay? Il bello è stato quando doveva tradurre i mutetus osceni, perché Raffa Garzia, ai suoi tempi, aveva tradotto tutto. Se voi leggete le traduzioni dei mutetus osceni di Raffa Garzia, qualche volta non si capisce di che cosa sta parlando. Sembra insomma, dice, no, non C'è solo, molto più criptico dell'idioma, del dialetto. Sì, dice, non solo la sterrina è incomprensibile, anche sta governanza metà c'entra. Okay. E invece Paolo si trovava in difficoltà su qualche traduzione che in effetti voi
se leggete, adesso invito il regista e Jonathan, che vedremo dopo alle Launedas, a leggere il Mutetus Osceni, vi imbarazzate da soli leggendolo, è veramente forte. Ok, e le traduzioni sono state una bella prova anche questa. Vabbè, Paolo, se tra sacro e profano o tra sardo e profano, insomma, in qualche modo hai voglia di proporci un canto, insomma, come dire, l'oscenità della lingua è sempre benedetta, il volgo, insomma, tanti studiosi ci hanno fatto, come dire, grandi avventure letterarie. Mi viene in mente solo il maestro Pasolini tra i tanti, insomma. Ma volete che vi canti uno di questi? No, uno che scegli tu. Quello che scegli tu, no, Paolo. quelli osceni anche no, fai quello che vuoi. Ma io penso che, dunque, Rafa Garzia parla anche, fa anche una trascrizione musicale sul pentagramma delle melodie che si usavano per cantare questi versi. E una è sicuramente quella del Sudra all'Allera, un'altra è quella dei Versus, secondo la tradizione campidanese, e un'altra è probabilmente quella che noi chiamiamo dei Mutetus Florius. Adesso c'è un suonatore di Launedda, sarebbe stato interessante. Adesso arriva... Ce l'abbiamo. Arriva Jonathan, però per problemi di sincronia fra il tuo parlato che è in remoto e la sua musica che invece è qua in studio. Che è futurista la sua musica invece. Sì, esatto. Faremo in differita, però tu accennalo come se ci fosse la musica. Più o meno su Trallallera faceva così. Mamma mia, deni beni sin su mase quartuccio, tanto tappo biu studi rendi, sali con su garruccio. Sarretore d'onori, teni figlia si sposa, sti se fatto sonori, benden di mariposa. Questo è più o meno. Bene. Mi sentite? O Assolutamente sì, adesso vediamo Jonathan come corrisponde, ecco, in questo scambio di poeti improvvisatori, come va a usare il suono della Launeddas per rispondere al maestro Paolo Zedda. Ci proviamo, dai, io preparo subito la risposta musicale. Questa è la risposta di Jonathan della Marianna, insomma, al Mutetus di Paolo Zedda. Gianni Stocchino, insomma, continuiamo sempre a parlare di colto e popolare, insomma, qual è la linea di confine? Che cosa hai riscoperto tu da portatore sano di una lingua, di una delle tante lingue sarde, insomma, rispetto a questa avventura meravigliosa? No, intanto colto e popolare, io mi sono accorto adesso che qualcuno lo considera colto, perché poi quando va a finire in un libro è colto. Di fatto i 1000 Mutetus sono molto pop, per tutto quello che ci ha detto Paolo, ma per quello che raccontano e per quello che sono. E per come sono ancora oggi comprensibili e attualissimi. Perché i sentimenti quelli sono, certo, appunto non c'è più su Vastigiu al balcone il corteggiamento
l'amante che passa sotto casa e sento che sta arrivando, allora mi affaccio. Non ci sono più queste dinamiche, però di fatto i sentimenti, soprattutto legati all'amore, sono quelli. Adesso i mutetus amorosi che sono raccolti in questo libro sono più di 500, quindi più di 500 poesie, mini poesie tascabili da giocare ancora oggi per chi volesse insomma sfoderare un lato colto pop, per riprendere la tua cosa. Riguardano, allora, sono classificati da Rafa Garzia con solitudine, civetteria, disprezzo, il canto dell'amore, che sono quelli insomma un po' più elevati, con le prime tenerezze, le dolci illusioni, l'eterno duetto. E poi c'è Addio mia bella addio, ci sono una serie di mutetus dove si parla, per questo dicevo, poi è intradato fra lo storico e l'etnografico anche, può essere letto anche così. Questo libro si parla dell'amore che parte soldato, ok? E quindi va in continente, parte col piroscafo e va a fare la guerra o a fare il soldato. Poi ci sono Febbre di passione, Parole di dolore e accenti d'ira, Il sogno compiuto, e poi si arriva alla separazione della morte proprio fino alla fine, e la morale della favola. Queste sono le classificazioni che Rafa Garzia dà dei mutetus, e li raggruppa, dei mutetus amorosi, e li raggruppa appunto sotto queste voci. Sono qua da 10 anni, ma fastigiu mi manca, me lo vuoi tradurre, Gianni? Fastigio è il corteggiamento. È il corteggiamento, proprio questa è la sua... Questo devi aggiungere nella tua rubrichetta delle parole nuove. Chiederò a Picchini in regia di preparare un balcone per la prossima volta per corteggiare no? una storia letteraria. Paolo, ci sei ovviamente? Sì. Gianni mi ha già dato, come dire, un assist a porta vuota, no? Usando il termine pop, e con te so che questa provocazione posso usarla, insomma, dai poeti improvvisatori al freestyle di oggi. La linea è confine labile, rischioso e azzardato? Ci sono dei punti di contatto. Ti sto provocando, Paolo. Ci sono delle similitudini e ci sono delle differenze, certo, anche. Certo. Il freestyle è un genere comunque d'élite. Sono alcuni, diciamo, i freestylisti, non so come si chiama, i rappers, sono degli artisti che hanno una certa capacità e fanno parte di un circolo comunque abbastanza limitato, mentre i cantatori di mutetus 100 anni fa erano davvero quasi tutti. Insomma, doveva succedere qualcosa di davvero strano perché qualcuno non conoscesse o non cantasse i mutetus o non li componesse addirittura. Quindi questa è una differenza. L'altra differenza è che insomma si tratta di un genere, quello del freestyle, importato, mentre non c'è niente di più autoctono per i sardi dei mutetus. E l'altro invece è la brevità in contrasto con la lunghezza. Il rap comunque è un genere dove si dicono moltissime parole, senza un limite definito. Invece i mutetus è un genere in cui si dicono pochissime parole e con una dimensione estremamente ben definita, come ho detto, da 7 più 7 sillabe, 14 sillabe più altre 14 di accompagnamento. Però c'è una architettura estetica molto chiaramente delineate, con dei confini ben scritti. Noi nel mutetus abbiamo i primi 2 versi che parlano della percezione, in genere vengono anche esposti in terza persona, e invece gli ultimi 2 versi, quelli della gruppettanza, che parlano in seconda persona e sono il contributo diretto di chi canta o dell'autore.
Cioè, è quello che io che canto voglio dire a te che ascolti. Mentre nei primi due versi io che canto parlo di ciò che vedo, di ciò che mi viene in mente, oppure anche di ciò che mi porta alla fantasia, ma ciò che mi arriva. I primi due versi sono in entrata, i secondi due versi sono in uscita e sono sempre dialoganti. Non c'è possibilità di usare un altro mutettus per continuare il discorso. Io quel discorso lo devo finire con 14 sillabe. I rappers sono più fortunati da questo punto di vista, diciamo, possono fare dei discorsi tendenzialmente più abbastanza più liberi. lunghi. Senti Paolo, si può dire che è come dire, un linguaggio appannaggio completamente al maschile, questo tipo di, giusto, di I sonorità, di mutettus? canto? Sì, No, assolutamente no. ecco, No, I mutettus ok, li cantavano davvero tutti, ma alcuni modi di cantare i mutettus, quello per esempio dello Yandi Mironai, oppure dell'Airel Lara, oppure i mutettus de Serazzai, erano melodie tipicamente femminili sì, e si accompagnavano alle faccende domestiche, anche diciamo con degli utilizzi che contemporaneamente servivano sia alle faccende domestiche e al lavoro che all'accompagnamento. Cioè, su Sedatsu, i canti del Sedazzai sono quei canti che si facevano mentre si divideva il grano e la farina dalla crusca, e su Sedatsu, che è una specie di cestino con la possibilità di far scendere una parte e non un'altra, si batteva sul tavolo per serazzai, no? Per dividere le parti della farina, e questo battere serviva anche come strumento percussivo, per cui le donne sì. cantavano i mutettus e serazzai e si accompagnavano al ritmo di questa percussione impropria, diciamo. Contemporaneamente anche preparavano la farina che gli sarebbe servita per fare il pane. Altri canti delle donne erano quello che facevano mentre lavavano i panni, Ecco. oppure in compagnia con le altre donne mentre cucivano, oppure mentre facevano il pane. Altri canti lavorativi sono tipici degli uomini, Certo. invece quelli del mutetto assop, sempre mutettus, che cantavano mentre mietevano il grano, oppure vendemmiavano, oppure facevano altri lavori simili. Però davvero le donne cantavano moltissimo. Rafa Garzia fa anche un cenno al sistema di cantare, dice, delle cagliaritane che aveva una melodia e delle donne che venivano a lavorare invece dal circondario, quindi dai paesi, tipicamente per esempio i Strevidora, cioè quelle che venivano ad aiutare le famiglie ricche, che cantavano i mutettus, gli stessi mutettus, ma con un'inflessione melodica diversa, diceva più malinconica e meno allegra. Ma lui fa anche la trascrizione proprio del sistema di cantare delle donne, soprattutto delle donne. Mi ero segnato, intanto che parlavi, mi ero poco prima segnato lo sciacquumano, insomma, a proposito di andare al lavatoio appunto, tra le donne, un sciacquumano che ho sentito nella versione proprio di Maria Carta e poi successivamente di Clara Murtas, quindi ti ringrazio per questo percorso che ci hai proposto Paolo, oltre che aver scoperto attraverso Luca Nulkis il Santi Mironai di zia Esterina Lecis di Suelli, insomma una meraviglia di canto. Poi Gianni diciamo Stucchi, sì, un'ultima cosa, vai Paolo. ci sono due canti che sono il sigillo della vita, quello della vita che inizia e della vita che finisce, che solo le donne erano autorizzate a fare. Il primo è quello di San Ninnia, la nenia, che le Ok. donne cantano al bambino appena nato, solo le donne, e soprattutto quello che solo le donne cantano alla fine della vita, è Sattittido, cioè il canto funebre, Sì, che accompagna insomma la persona che diciamo, ha lasciato questo mondo nelle ultime sue ore, anzi subito dopo le ultime sue ore. Però anche questo canto era soltanto appannaggio delle donne, esclusivo. C'erano delle donne brave che venivano anche pagate certo. per attittai, isattitadorasa. E comunque diciamo i momenti più importanti della nostra vita, i primi e gli ultimi,
venivano cantati solo dalle donne. Grazie Paolo per questo altro confine proprio tra la vita e la morte, insomma, e il canto totalmente e pregnamente al femminile. Gianni, quasi in conclusione per quanto riguarda quest'opera, una curiosità, se ci spostiamo poco fuori dall'ambiente cagliaritano, a me viene in mente insomma zio Antonio Cuccu, no? Come dire, un accademico di strada che da San Vito ha lasciato un patrimonio incredibile, insomma forse al pari di quello di Raffa Garzia, non so se ti viene in mente qualcun altro insomma, che ha compiuto più o meno questo tipo di avventura. Sì, allora, no, non ti dico nomi, però c'è un mondo parallelo rispetto a quello che, insomma, che passa e che vediamo, che parlando solo del Campidano, mantiene in vita queste tradizioni in mille modi. Allora, Sia Antoni Cuccu aveva insomma, la biblioteca che portava, la biblioteca viaggiante che andava per i mercati dei paesi e portava i libri sardi. Era un modo per mantenere viva la tradizione, viva la tradizione, per continuare a dire noi siamo questi, ok? E così c'è un bel po' di movimento nel Campidano, di cui non si parla tanto. Per esempio a Sinai c'è una grande tradizione di poesia popolare di cantadores e cantadas, e Paolo è uno degli esponenti più autorevoli insomma, e attivi. Ci sono appunto gruppi che lo fanno e quindi insomma è una tradizione che continua a esserci con molte difficoltà perché poi non passa, a parte noi che ne parliamo oggi, Certo. insomma pochissimi altri riescono a parlarne e a fare qualcosa. Si rinnova comunque in forma naturale, forse anche autonoma, mi verrebbe da dire. Paolo, quasi in conclusione, non so, ci dovresti offrire, se vuoi, un altro mutetto. Non so se ce n'è uno come dire, di era contemporanea che è nata in questo ultimo anno un po' schizofrenico, critico, pandemico, insomma. Non so se qualcosa è venuto fuori anche da questi mesi, ma lascio a te il commento e il canto prima Allora, dei saluti. mi permetto, Paolo, Paolo Zedda, come si è anche detto, io sono un poeta improvvisatore, quindi insomma, adesso se non l'hai preparato... Ve ne dico uno recentissimo. Subentu sruvia fai d'intendi su zonu. Chi bessi luna ruvia avetaus tempus bonu. Ok, quindi... Al fischiare del vento sentiamo forte il suono. Se c'è la luna rossa, speriamo in un tempo buono. Ottimo, andiamo col vento, per l'impresa di Luna Rossa. Tra l'altro io saluto Max Sirena che è un nostro amico e anche un mio vicino di casa e che sta portando avanti un'impresa davvero titanica anche in onore della Sardegna, dei sardi. Lui ha già detto che Cagliari e il porto di Cagliari è il miglior porto al mondo e lui ha davvero vissuto in tutto il mondo con velisti del massimo livello pensabile. Ma è Siniesu Maxine Lavoro. Questa competizione avremo un motivo in più per cantare anche Mutettus. Uno in forma cantata, Paolo, hai voglia di depositarlo in questo nuovo corso letterario che condividiamo appunto con Simponia, con Street Books, con Gianni, con Enrico, con Jonathan? Un altro canto? In forma cantata, così poi diamo al maestro Jonathan la possibilità di, come dire, di riprodurlo con le sue magiche launeddas. Anche dal libro, Paolo. Scegli tu. Anche dal libro? Sì. Quello che senti, caro fratello. Arresco tu, saliu, susore chi da tu,
asu icho kumiu. Grazie Paolo Zedda, Vabbè, grazie di cuore, la mille pubblicità. mutetus cagliaritani. Paolo Zedda, è veramente un piacere. Insomma, qualcuno, Gianni Stocchino, insomma, sostiene che la terra è di chi la canta, ma non so se possiamo farla nostra. Anche questa. di chi la canta, di chi la legge. e di chi la dona attraverso la voce spontanea di Paolo Zedda. Diciamo che chi ha Ovviamente voglia di cantare magari se la gode meglio di altri. affidiamo la risposta in modalità Launedas al maestro Jonathan della Marianna. Grazie Paolo, buona fortuna. Grazie a voi, Ciao. grazie. Paolo Ciao, Paolo. Zedda, Buon grazie. appetito a tutti. Ciao. Ciao. Grazie Jonathan per questa sonorità che in qualche modo chiude in modo circolare ma riapre un nuovo viaggio. Insomma, ringraziamo ancora Paolo Zedda. Gianni, intanto quest'opera, questo breviario straordinario, insomma, questo diario di viaggio possiamo ancora farne uso, ma dove trovarlo in qualche modo, come poterle averne copie nel caso qualcuno fosse interessato? Allora, possedere un libro, acquistare un libro oggi è facilissimo. Allora, intanto, per chi ci segue dalla Sardegna, tutte le librerie sono in grado di reperirlo. Se non ce l'hanno sugli scaffali, nel tempo 2 giorni arriva il libro. Se invece chi vuole acquistarlo da casa, le librerie online funzionano ugualmente. Basta digitare. Basta digitare 1000 Multetus Cagliaritani raccolti da Rafa Garzia. L'edizione è di Arcadia, un editore che in Sardegna attivissimo, ma anche un editore ormai a livello nazionale. Quindi i libri sono dappertutto, in Sardegna, in Italia, nel mondo non lo so, No, però ci sulle arriva. migliori piattaforme anche, ovviamente. Anche come sulle, piace- è vero. come piace dire a te, ma soprattutto c'è un'altra modalità: se qualcuno improvvisa un mutetto, il libro gli arriva in modo spontaneo, come il canto di Si risposta. può provare, Gianni. si può provare. Allora Gianni, prima di andare in conclusione nel ringraziarti, questo nuovo percorso letterario, questa modalità di narrazione attraverso lo strumento visivo della narrazione, Miele Amaro, insomma, come dire, è una sorta di progetto, un laboratorio, un cantiere che è pioniere di tanti linguaggi, insomma, quindi raccontaci un po' brevemente la storia di Miele Amaro e alcune produzioni che anche oggi tu ci hai portato in dono in questo studio. Pioniere di tanti linguaggi, perché ormai abbiamo come associazione Miele Amaro più di 16 anni di attività, e sono 16 anni di attività vera. Abbiamo provato a fare i conti, credo che abbiamo fatto quasi 2500, non cadere dalla sedia, eventi perché si chiamano eventi ormai. Di fatto sono presentazioni, incontri con l'autore, incontri tra lettori, quindi 2500 Esperimenti che sono letterari, in 15 anni. E festival, insomma un'attività che dal 2005 va avanti in maniera incessante e dal 2005 ha provato e trovato nuove forme, nuove strade. Se all'inizio ci riunivamo solo tra lettori, poi con uno scrittore, poi abbiamo cominciato a interessarci alla letteratura nazionale, a un rapporto anche
diretto con scrittori e editori nazionali. Poi abbiamo sperimentato anche la forma di fare libri, e per cui abbiamo pubblicato, una pubblicazione che si chiama proprio Miele Amaro, ed è uscita in 6 numeri, che tratta della Sardegna, della letteratura riferita alla Sardegna, con ogni numero monografico. Siamo partiti da Cagliari, città leggibile, un numero che ha avuto un successo straordinario ed è tuttora introvabile, e io credo di avere una copia mia e basta. Ma poi abbiamo parlato di cucina, Il gusto della letteratura in Sardegna, esattamente. Esatto, abbiamo parlato anche del bere in Sardegna, vino, birra e altre bevande in un'isola da bere. Hai parlato anche di osceno in Sardegna, con Eros in No, Sardegna. non Anche- è osceno, è l'amore. L'amore in tutte le sue l'Eros. forme, che tu declini in Certo, forma... il mio limite intellettuale, caro, Esatto. caro fratello. Però Eros in Sardegna, e poi abbiamo fatto un altro numero interessantissimo, che è Viaggio letterario nell'isola di Sardegna, dal quale abbiamo poi tratto anche una trasmissione radiofonica in 13 puntate, che è andata sulla Rai regionale, insomma un viaggio letterario nell'isola di Sardegna per la Rai, ma poi raccolte di gialli, raccolte di racconti, raccolte di... Graphic novel anche. caro Esatto, Gianni, sì. a fumetti NUES, in collaborazione con il Centro Internazionale del Fumetto. NUES, che è Nuvole e Storie. NUES, Nuvole e Storie. Insomma, ne abbiamo fatto di 1000. Adesso, questo periodo, ci siamo dedicati soprattutto ai festival, quindi a Street Books, che dura un anno. Dal 2013, non so se sai, che noi siamo anche l'associazione che promuove il festival Buon Compleanno Faber, di cui penso abbia sentito parlare. Sì, vagamente ne so Ecco, qualcosa. se non ti è insomma. arrivato alle orecchie è molto grave, però Buon Compleanno Faber dal 2013, Sì. Street Books dal 2016, e quest'anno insieme nuova a avventura, Librus sì. un'altra, insomma, un altro rivolo si è aperto, e chissà che non diventi un bel fiume. Insomma, ci siamo. Perché, come diceva il buon Enzo Iannacci, c'è chi canta perché dentro ai dischi perché c'ha i figli da mantenere, e Gianni Stocchino scrive o fa scrivere dentro i libri perché c'ha i fogli da mantenere. Gianni Stocchino, Miele Amaro, Street Books, grazie a Simponia, Enrico Picri in cabina di regia, Jonathan Della Marianna, il suo incanto alle Laoneddas, e poi a Librus, a Mondo Eco, Gerardo Ferrara, grazie a Paolo Zedda, veramente un abbraccio a tutte e a tutti. Alla prossima puntata. Grazie.